Questa è la storia di Antonio Pigafetta, uno dei più grandi esploratori veneti. Nato probabilmente nel 1492 a Vicenza, si forma in un ambiente dove la tradizione umanistica convive con l'esperienza concreta del commercio e della navigazione. Venezia, pur non partecipando direttamente alle grandi spedizioni oceaniche come Spagna e Portogallo, rimane un importante centro di conoscenze nautiche, cartografiche e linguistiche. In questo contesto Pigafetta matura l'idea che osservare, annotare e descrivere fosse un modo per dare ordine al mondo, in questo periodo ancora in larga parte sconosciuto. Nel 1519 entra a far parte della spedizione guidata da Ferdinando Magellano, organizzata dalla Corona di Spagna con l'obiettivo di raggiungere le isole Molucche, ricche di preziose spezie, per verificare che fossero nell'emisfero di mondo spagnolo e quindi rivendicarle, navigando verso occidente per evitare l'emisfero dei rivali portoghesi. Il viaggio è lungo e durissimo. La traversata dell'Atlantico, la scoperta dello stretto che oggi porta il nome di Magellano, l'immensità del Pacifico, le malattie, la fame e i conflitti decimano l'equipaggio, per poi scoprire con amarezza che le Molucche ricadono nell'emisfero portoghese. Dopo la morte di Magellano nelle Filippine, le due navi restanti si dividono e Pigafetta con altri 17 superstiti a bordo della Victoria completano nel 1522 la prima circumnavigazione del globo, rientrando in Spagna. In questa spedizione Pigafetta non ha un ruolo di comando, ma si distingue come cronista. Durante il viaggio scrive un diario dettagliato, annotando rotte, eventi, costume dei popoli incontrati, impressioni personali e molto altro, producendo uno dei testi più importanti della letteratura da viaggio del periodo. Pigafetta però non ottiene la fama immediata che il valore della sua opera avrebbe meritato. Per secoli la sua figura rimane oscurata dai grandi nomi dell'esplorazione e soltanto a partire dall'Ottocento inizia a essere riscoperto il valore della sua opera, fondamentale per capire quel momento storico.